Il Partito Democratico Agrigentino interviene sul piano giovani varato dalla Regione. Intollerabile nell'Agrigentino la mancanza nei comuni dello sportello unico attività produttive. Gloria Scafè. L'assessore regionale all'istruzione Nelly Scilabra ha varato il piano giovani pubblicando i relativi bandi. Il piano, come si ricorderà, incentiva l'inserimento lavorativo dei disoccupati al di sotto dei 35 anni e delle imprese grazie ai 100 milioni di euro di contributi europei. Un impegno volto a promuovere l'imprenditorialità contrastando l'incertezza del presente. Molti soggetti economici ed enti istituzionali si stanno interessando al piano giovani in considerazione degli effetti positivi e ad Agrigento il piano giovani che ricaduta avrà? La questione è stata attenzionata dal Partito Democratico della provincia, in particolare dal Dipartimento di Sviluppo Economico, diretto da Antonino Milioto, che lancia un appello reputando intollerabile la mancanza nell'Agrigentino dello sportello unico per le attività produttive. Il SUAP, dunque lo sportello unico, è un luogo dove gli imprenditori possono avviare un'impresa con un processo semplificato e con la garanzia di concludere in tempi rapidi e certi. Circa l'84% dei comuni, compreso il comune di Agrigento, ne sono privi, nonostante sia stato previsto dall'accordo quadro tra ANCI e Union Camere e nonostante ci siano normative che garantiscano l'attuazione del SUAP. Il Partito Democratico Agrigentino chiede pertanto a tutte le amministrazioni comunali di dotarsi al più presto del SUAP e del sistema impresa in un giorno. È richiesto inoltre di migliorare tutte le condizioni che favoriscano l'imprenditorialità giovanile per rendere il più efficace possibile il piano giovani e le iniziative finanziate dall'Europa nel nuovo quinquennio 2015-2020.